saperi artigiani, artisti creativi e hobbisti dell'ingegno. A Jesolo ieri sera Via dei Mille si è riempita di tanti oggetti curiosi, stravaganti e affascinanti, tutti rigorosamente fatti a mano dai loro creatori, provenienti un po' da tutta Italia e anche oltre confine, per mettere in mostra e far riscoprire quei riti del lavoro manuale, spesso tramandato di generazione in generazione o del tutto innovativo. A Jesolo siamo operativi in diverse piazze dagli inizi di luglio. E qui siamo in Via dei Mille, che ormai è diventato luogo del cuore per i nostri mercatini e anche per l'artigianato creativo, per l'artigianato di qualità. Questa sera ci sono 65 espositori, tutti gli operatori sono dotati di tutti i presidi che vengono richiesti, perché è giusto ricominciare a vivere la normalità, ma anche a viverla in piena sicurezza per noi e per tutti coloro che ci stanno intorno. Ripartire è stata un po' dura, nel senso che inizialmente ovviamente c'era un po' di paura da parte mia, ma anche da parte insomma, delle persone che si avvicinavano al banchetto. Ovviamente è difficile far rispettare un po' le regole, perché la gente vorrebbe subito arrivare e toccare come faceva un tempo e provare. Adesso prima ovviamente devono arrivare, avvicinarsi con la mascherina, igienizzare le mani, insomma con l'aiuto reciproco diciamo che ce la facciamo sicuramente. Un settore, quello dell'ingegno creativo, che ha visto un brusco crollo delle attività durante il lockdown, come tanti altri settori, ma che non si è mai perso d'animo e ha saputo riproporsi anche al di là degli spazi fisici. C'è sempre qualche idea nuova da provare, da fare. È dura tenere sì tutte queste regole qua, no, non è facile. No. Per me è stato tanto difficile, parte ovviamente da un punto di vista di socializzazione, ovviamente. E poi insomma da un punto di vista economico. Durante la primavera, nel periodo da febbraio ad aprile, ci siamo mossi con i blog, quindi abbiamo tentato comunque di mantenere questo senso di socialità grazie alla rete, e un po' ci siamo riusciti perché i contatti non si sono mai interrotti. Devo dire che il Comune di Jesolo ci ha reso possibile tutto questo, perché dietro c'è un grande lavoro anche dell'ufficio commercio e c'è un grande lavoro di collaborazione e di squadra. Io avevo tantissima voglia di ripartire, perché per me stare in mezzo alle persone è vivere, è vita, e quindi ben venga insomma questa ripartenza e speriamo di poter continuare, ecco, questo sicuramente.